Come mai non ho visto nessuno? Oh. Non marca. Eh. 27 persone, che in 28. In Solegotto, corte aperta di Norzai, sa corte. Questo cambiamo. Jesús, ti salve María, y de gracia es piena. Y gracia se savena. Siamo nella cerimonia su Pollo Bio Orzaeso. Il sole proprio lì. Guarda che bello. Aspetta, ragazzi, dove mi stai pensando? Allora, fai tutto che io se no non questo è il matrimonio non sarà fatto. Ecco, come questa è la piscina di sposa, chi viene qui vestita può si preparare a si sposa. No, ma non ho... è squillante. No, ci vuole il microfono, ci vuole. Ci vuole il microfono. Attende un attimo lo sposo, con Un attimo, un'ora. No, che c'è il vaso, non si vede. Allora facciamo che cercherò di sollevare
la voce il più possibile, in modo tale che possiate sentire. No, non si sente. Benvenuti a tutti all'Onsai, in occasione del circuito della manifestazione Autunno in Battaglia per le nostre Cortes. È da diversi anni che aOnsai comunque cerchiamo di arricchire la giornata della domenica con la restrizione dell'abito tradizionale femminile ossaese. E quest'anno la Prolocum, con l'associazione con il gruppo Folgo Radiosa, ha voluto arricchire questo momento inserendo il matrimonio tradizionale ossaese. Quindi verrà riproposto dal gruppo Folgo l'evento delle nozze. Abbiamo qua alcune comparse, tra un po' arriverà lo sposo. Invito la nostra sposa Maria Laura, che verrà vestita dalla madre. L'abito tradizionale ossaese è quello della festa. È un abito che è andato in disuso molto prima ad Olzai rispetto ad altri paesi, perché Olzai si affacciò alla modernità prima appunto dei paesi del circondario. E proprio per questo nel 2013, frutto di un lavoro di ricerca da parte della Proloc e di alcuni studiosi, si è potuto riportare alla luce quest'abito. Gli abiti tradizionali in generale, non parlo prettamente di quello ossaese, sono comunque costituiti da tessuti similari un po' in tutta la Sardegna. Parliamo di orbace, parliamo di velluto, di brocato, di seta, di lino. È costituito, questo nello specifico, da una lunga camicia in lino. Vedete già Maria Laura indossare giaccaretta, che è un copricapo che conteneva all'interno i capelli raccolti a coppia. Segue poi la camicia, come potete vedere, ricamata a cuore, con indosso sopra il busto, che è un sostegno realizzato in broccato e seta. Ora magari Ecco qua. state riuscendo a sentirmi un pochino? Indosserà ora la gonna, una gonna molto ampia, in panno, color granata, in orbace, scusate. Al fondo una parte secca. Vedete una gonna molto ampia, pieghe larghe. A riguardo dei matrimoni, Pietro Melonissata, un nostro compaesano, un medico, nel 1913 in Costume e ricordanze di Olzai diceva che allora i matrimoni erano modestissimi rispetto a quelli che erano nei tempi antichi. Quindi è sempre stata una cerimonia, un rito al quale non solo Olzai, ma anche altri paesi, altre popolazioni si sono sempre affacciate con una grande seriosità. Ora verrà indossato questo giubbino chiamato giubbicone,
Completiamo adesso la vestizione dell'abito con il fazzoletto sul mucatore, anche in sella. Vi dicevo a proposito della gallina e del grano e anche della matassa di lino, comunque simboleggiavano prosperità, erano simbolo di buon augurio, di buon auspicio. La matassa di lino poi, fuso con la matassa di lino, veniva inviata dalla suocera alla sposa se la sposa rimaneva ad abitare a casa della madre, mentre veniva inviato dalla madre a casa della suocera se la sposa si trasferiva a casa dello sposo. Tutti i matrimoni poi erano accompagnati, come dicevo prima, da un buon banchetto, perché comunque andavano festeggiati con i parenti, andavano festeggiati con gli amici. Inoltre, anche quello era simbolo di abbondanza, di prosperità e di buon auspicio, di una vita insieme. Sapete che attendiamo l'arrivo dello sposo? Insieme poi la sposa e lo sposo, dopo la benedizione delle nozze, venivano accompagnati da una pioggia di grano, sempre come buon augurio. Il tutto culminava poi con questo ricco banchetto, accompagnato da suoni, danze e musiche. Credo che stia arrivando lo sposo. Non hanno aspettato, dovete aspettare almeno 20 minuti come era stato detto. E così sposa sta arrivando. Ah, piano, 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 piano. Tempo arriva. Messo, io dovrei tornare. Vedi. E così sposo. Va bene.
Ok, sono avviata. Sì.
E io non vedo la tua risposta inviata a casa. Fa, noi ti pubblicare la misura di questo video. Chi non beso, si stupi, non beso. Eh, vabbè, stanno venendo. Vabbè, ciao. Non beso.
Caso sto facendo a me. E tu stuccato. Accidenti che... Tutti no. Cioè, questo tocca della bella, dai no.